problemi? No, tutto bene. Tutto a posto? Bene, ma nessun problema. Va bene, io vado in ufficio allora, ci vediamo dopo. Va bene. Arrivederci. Vediamo se c'è qualcosa su Veneto Agricoltura allora. Operativa dal 1999, Veneto Agricoltura è l'azienda della Regione Veneto per la ricerca applicata, sperimentazione, informazione, formazione, divulgazione nei settori agricolo, forestale e agroalimentare. La sede centrale è situata appena fuori Padova, a Legnaro, contigua con le facoltà di agraria e veterinaria dell'Università e l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Veneto Agricoltura ha 15 sedi operative, a cominciare dalla Corte Benedettina, sempre a Legnaro, prestigioso centro formativo. Sperimentazione. Chissà dove fanno sperimentazione. Rosolina, vicino a Chioggia, è la sede del Centro Po di Tramontana, specializzato in orticoltura e floricoltura. Rinomato in tutta Italia, è sede di sperimentazioni avanzate, soprattutto sulle produzioni tipiche regionali. La frutticoltura viene invece seguita nel centro di Pradon, a Porto Tolle, nel delta del Po, dove si effettua la selezione genetico-sanitaria delle principali specie da frutto. Mentre quella cerealicola e la sperimentazione sugli animali di bassa corte e i suini sono affidati all'azienda Sasse Rami di Ceregnano, vicino a Rovigo. A Conegliano, il Centro Regionale per la Viticoltura, l'Enologia e la Grappa ha l'obiettivo di sviluppare programmi operativi per fornire innovazione tecnica, produttiva e di filiera. Le altre aziende di Veneto Agricoltura, tutte orientate a funzioni pilota e dimostrative, si differenziano per questo dai centri, i quali invece svolgono attività sperimentale, sono situate per la montagna a Villiago, nel comune di Sedico, vicino Belluno. E a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, ove si svolgono attività di collaudo delle filiere delle colture estensive, della viticoltura e di quella ambientale e forestale. Niente sull'Europa. Il futuro viene da lì ormai.
Lo sportello Europe Direct, con sede a Legnaro, è una struttura della Commissione europea affidata a Veneto Agricoltura per la promozione dello sviluppo rurale e delle opportunità messe in atto da Bruxelles. Interessante qui. A Valle Vecchia, 700 ettari di bonifica vicini a Caorle, nell'azienda di Veneto Agricoltura, i progetti sono orientati a produzioni a basso impatto, alla riqualificazione ambientale, all'educazione naturalistica e all'acquacoltura. Per le sperimentazioni in ambito ittico, Veneto Agricoltura si occupa di produzioni di avannotti d'acqua dolce in provincia di Vicenza presso il centro ittico di Valdastico. Mentre a Pellestrina, isola della laguna veneziana, i progetti affrontano le problematiche dell'allevamento della vongola, sogliole, gamberi, orate e branzini, congiuntamente con l'altro centro ittico sperimentale Bonello a Porto Tolle nel delta del Po. Chissà come affrontano i temi della montagna. Si dice che il Pian Cansiglio, foresta storica dei dogi veneziani, a cavallo tra le province di Belluno e Treviso, sia la più bella faggeta d'Europa. Di proprietà della Regione Veneto, è affidata in gestione a Veneto Agricoltura, che oltre al normale governo boschivo attua programmi di valorizzazione, formazione ed educazione ambientale per scuole e gruppi presso il centro di Vallorc. Attività che è operativa anche nelle foreste del Veronese, in particolare nella foresta Val d'Adige, sul Monte Baldo, che domina con il suo massiccio il lago di Garda. In quella di Giazza, nel Parco regionale della Lessinia, dove l'attività di miglioramento dei boschi è particolarmente significativa. E per la pianura nel bosco nordio vicino a Chioggia, una delle ultime foreste planiziali dell'Alto Adriatico. In provincia di Vicenza, invece, a Montecchio Precalcino, Veneto Agricoltura ha costituito il grande e moderno vivaio forestale per la pianura, al servizio del mondo agricolo per le nuove esigenze di realizzazione di siepi, filari, bande boscate e quanto richiesto dall'Unione Europea per i programmi di riqualificazione dei terreni agricoli. Il centro vivaistico, che produce piantine autoctone e di sicura provenienza, è riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente come centro per la biodiversità e realizza attività di formazione e aggiornamento tecnico, come del resto tutti i centri e le aziende di Veneto Agricoltura. Allora dai, che andiamo! Sì, adesso arrivo. La qualità è oggi al centro degli interessi del settore agroalimentare e di quello produttivo. Veneto Agricoltura, con le attività del suo centro di Thiene, l'Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari, è all'avanguardia per le analisi sui prodotti e i semilavorati alimentari e loro certificazione attraverso la consociata CSQA. Un mondo nuovo, attività innovative,
che pone il Veneto ai vertici di questo comparto strategico per la nostra economia e la gestione del nostro territorio che è terra, mare, fiumi, montagna e boschi. Bravi? Chi le sa poi queste cose? A Legnaro, Padova, presso la Corte Benedettina, Veneto Agricoltura divulga, anche con attività formative innovative, al mondo agricolo, forestale e agroalimentare, tutte le novità e i risultati che vengono acquisiti nei vari settori per migliorare la competitività del comparto. C'è poi il periodico Veneto Agricoltura e con l'azione strategica Bioenergie. L'azienda ha istituito presso la sua sede centrale uno sportello informativo per sapere tutto sulle novità in questo settore strategico per la nuova agricoltura. È tardi, dobbiamo andare. Arrivo. Mi ero persa su Veneto Agricoltura, ci sono delle cose così interessanti.